È un'emergenza. Sì, signore. Secondo me tu hai bisogno di un drink. Sì, grazie. Eddie Barzoon. Beh, l'ho tenuto a galla per 2 divorzi, un recupero da cocaina e una segretaria messa incinta. Ah, è una creatura di Dio anche lui. Ma sarà anche una creatura privilegiata? Ah, io l'avevo avvertito, Kevin. L'ho assistito passo passo per tutta la vita. Lo vedevo sballonzolare di qua e di là come un giocattolo, un pupazzetto con la carica. 120 kg di avidità egocentrica in movimento. Il prossimo millennio è qui dietro l'angolo, Kevin. Eddie Barzoon, guardatelo bene, perché è lui l'uomo immagine del prossimo millennio. Non è un mistero da dove arriva la gente come lui. È gente che affila l'avidità umana al punto che riesce a spaccare un atomo, tanto è acuto il desiderio. Si costruiscono un ego grande come una cattedrale e collegano a fibre ottiche il mondo con ogni impulso dell'ego. Lubrificano anche i sogni più ottusi con fantasia a base di oro e di dollari finché ogni essere umano diviene un aspirante imperatore, il suo proprio dio. E a questo punto dove si va? Vai contromano! Ah sì, vaffanculo! E mentre noi ci rabattiamo da un affare all'altro, chi è che tiene d'occhio il pianeta? L'aria si inquina, l'acqua imputridisce, perfino il miele delle api ha il gusto metallico della radioattività e tutto si deteriora sempre più in fretta. Aiuto! 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 Non c'è modo di riflettere né di prepararsi. Si comprano futuri, si vendono futuri dove non c'è nessun futuro. Siamo su un treno impazzito, figliolo. Abbiamo 1 miliardo di Eddie Barzoon che corrono a passo di giochi verso il futuro. Tutti quanti si preparano a ficcare un dito in culo all'ex pianeta di Dio e poi se lo leccano e si mettono a digitare sulle loro immacolate tastiere cibernetiche per calcolare le stramaledette ore da fatturare e finalmente prendono coscienza. Il biglietto te lo devi pagare da solo, Il gioco è cominciato. È tardi per ritirarsi adesso. Dammi l'orologio. Cosa? È mio questo orologio e non ho nessuna intenzione. Ormai hai la pancia troppo piena, un uccello malandato, gli occhi iniettati di sangue e urli per chiedere aiuto. Indovina un po'. Non c'è nessuno in giro. Sei tutto solo, Eddie. Sei il figlioletto prediletto di Dio. No! Forse è vero, forse Dio ha lanciato i dadi una volta di troppo. E così ci ha fregati tutti.